Presentata ufficialmente mercoledì 4 dicembre l'edizione 2025 di Sora Città del Natale. Nella cornice della sala consiliare, addobbata a festa per l'occasione, l'assessora alla cultura Maria Paola Gemmiti ha illustrato le tante attività che dal 7 dicembre al 7 gennaio vedranno la città trasformarsi in un vero e proprio villaggio delle meraviglie natalizie, con oltre 60 eventi distribuiti in 11 location diverse per regalare a famiglie e turisti appassionati un'esperienza unica e indimenticabile. Un ricchissimo calendario di eventi che accompagnerà tutto il periodo festivo, tra luci, spettacoli e iniziative pensate per creare atmosfera e magia in ogni angolo della città. Sono molto felice questa sera di essere qui insieme con tutte le associazioni che hanno partecipato con noi a preparare questo Natale ricco, ricchissimo, con questo calendario veramente così lungo e c'è stata tantissima partecipazione delle associazioni, sicuramente dell'amministrazione comunale in primis, che ha voluto preparare questa città ricca veramente di angoli dove è possibile vivere lo spirito del Natale. Vedremo dalla ruota panoramica, la pista di pattinaggio, il grande albero di Natale, e poi avremo la casa di Babbo Natale, la via delle luminarie, il presepio a grandezza naturale. Avremo un angolo in cui resterà la grande slitta di Babbo Natale a Piazza Maier Ross, veramente tanto, e spero di non aver dimenticato nulla. L'albero di Natale su dalla Madonna delle Grazie, e insieme a questa città veramente completamente natalizia avremo tanti eventi che saranno di tutti i tipi e per tutti i tipi di persone, davvero, dai bambini, tanto per i bambini come sempre, per le famiglie, anche per i ragazzi. Avremo il nostro concertone di Natale il 27 di dicembre, avremo dei concerti di musica classica, della banda, dell'Arci, veramente diversi, avremo rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, avremo dei momenti in cui gli artisti di strada animeranno il centro della nostra città, avremo il teatro di burattini in più giorni. Veramente c'è stato un grande lavoro di preparazione, ringrazio per questo gli uffici, ringrazio tutta l'amministrazione, perché tutti, dal sindaco in primis che vuole fortemente il nostro Sora Città del Natale, e tutti gli assessori che hanno lavorato e tutti i consiglieri veramente che hanno collaborato, e questa città così ricca, e però senza il lavoro instancabile degli uffici tutto questo non sarebbe assolutamente possibile. Ed è bellissimo questa sera questo segnale, tutti quanti insieme a presentare alla città tutto ciò per cui abbiamo lavorato, pronti a vivere tutti insieme lo spirito del Natale. Sora Città del Natale si conferma un appuntamento imperdibile per tutto il territorio, un'occasione per vivere la magia del Natale celebrando tradizione, cultura e spirito di festa. Molto importanti saranno i momenti culturali del nostro programma. Avremo diversi concerti, cominceremo con l'8 di dicembre con il concerto Le Voci del Cuore a San Domenico, per continuare poi con il concerto della banda della nostra città, la banda della città di Sora, a Santo Spirito il giorno 27, e poi il concerto dell'Arci che ci sarà il 2 di gennaio. Veramente tanto, anche rappresentazioni teatrali, presentazioni di libri, veramente anche tanti momenti culturali che in questo momento di feste natalizie potremo vivere goderceli di più. L'inaugurazione ufficiale si terrà domenica 7 dicembre a partire dalle ore 16:30 con un'apertura spettacolare che coinvolgerà piazze e vie del centro storico. Diamo l'appuntamento, sì, a domenica 7 dicembre, ore 16:30, cominceremo con il canto dei bambini in piazza Santa Restituta e aspetteremo il passaggio del carro di Babbo Natale nella grande parata di Natale che attraverserà tutta la città, e inaugureremo tutti i diversi punti. Più o meno intorno alle 17:15 in piazza Santa Restituta accenderemo le luminarie, e poi tutta la parata attraverserà la città, e quindi una per una tutte le diverse attrazioni verranno inaugurate dal sindaco, dall'amministrazione, e sarà bello vivere e conoscere il nostro Natale tutti quanti insieme.